Domani mattina siamo ancora operativi nella vecchia sede in Piazza dei Leonardi fino all'una. All'una ci stacchiamo dalla rete, il server viene spostato e quindi ovviamente cominceranno tutte le operazioni nel nuovo stabile. Si trasferirà l'ultima parte di personale. Abbiamo 3 giorni per riuscire a organizzarci, mi auguro, nel miglior modo possibile, e martedì 3 luglio ci auguriamo di essere pienamente operativi nella nuova sede. Sta entrando nella fase cruciale il trasloco della sede del Tigullio delle Agenzie delle Entrate. Da martedì 3 luglio i quasi 70 impiegati degli uffici territoriali di Chiavari non occuperanno più le stanze e gli sportelli del palazzo che sorge a ridosso della stazione ferroviaria, ma saranno operativi in quelli in via di allestimento nel nuovo Palazzo di Giustizia. I primi 4 piani dell'ala di Levante, di quella che doveva essere la sede del Tribunale di Chiavari, trovano così nuovi inquilini che vanno a raggiungere gli impiegati del giudice di pace, traslocati qui nell'ottobre del 2016. Il front office è allocato al primo piano e poi chiaramente solo fino al primo piano potrà accedere il pubblico. Negli altri 3 piani ci saranno appunto tutti gli addetti ai diversi servizi. Il piano terra viene destinato all'Agenzia Entrate e Riscossione, ex Equitalia, e all'Ufficio del Territorio, quindi parliamo di ex Catasto e Conservatoria, che però non arrivano subito con noi. Con che spirito i dipendenti stanno vivendo questo passaggio? Devo dire che ho avuto una grande collaborazione da parte di tutti i miei colleghi, senza la quale non sarebbe stato possibile fare tutto quello che è stato fatto. Tutti hanno capito che dovevano svolgere il loro ruolo attivamente, lo stanno facendo, lo fanno coscienziosi, e devo dire grazie a tutti quanti. Al pubblico invece che cosa chiedere in questo passaggio? Pazienza, tanta pazienza.